È ancora in pausa di riflessione. Silvio Alessi non si sbilancia, tace, ma si sa, il silenzio spesso è più eloquente delle parole. E il semplice fatto che non abbia sciolto la riserva e non abbia formalizzato il suo disimpegno vuol dire che qualcosa bolle in pentola. Se poi la pentola c'è chi l'ha scoperta, allora diventa più semplice capire cosa ci sia dentro. Nelle prossime ore, annuncia Piero Macedonio, presidente del Patto per il Territorio, gli alleati della coalizione Agrigento 2020 si rivedranno. Se il PD non rinnegherà se stesso, i suoi principi, le primarie e l'esito delle primarie, allora andremo avanti con Silvio Alessi, candidato sindaco. In caso contrario raccoglieremo armi e bagagli e ci staccheremo, ce ne andremo e faremo ovviamente scelte diverse. Più chiaro di così, tradotto in soldoni, l'attuale presidente dell'Acragas, di cui il Patto per il Territorio di Macedonia e Gallo, assieme ai Ciminiani, il principale sponsor, sarebbe deciso e intenzionato a proseguire nel progetto comune, ma solo e soltanto se Raciti, Capodicasa, Panepinto, Zambito e via discorrendo dovessero tornare sui loro passi e convintamente riconvergere sulla sua candidatura a sindaco. Se questo scenario, come pare, non dovesse però riproporsi, non è escluso che il Patto per il Territorio, visto che Macedonio non ha mai fatto misteri nel tessere le lodi a Lillo Firetto, possa indirizzarsi sull'attuale sindaco di Porto Empedocle. A questo punto, con Riccardo Gallo spinto a fare questa scelta, si compierebbe appieno la parabola dei vertici nazionali e regionali di Forza Italia, che si compatterebbe nel segno del centrodestra su Lillo Firetto. Claudia Casa pronta a scendere in campo, candidata al Consiglio Comunale per sostenere Lillo Firetto. Sì, raccolgo l'appello che Lillo Firetto ha lanciato alla società civile e alla cittadinanza attiva per metterci insieme e provare a cambiare la faccia di questa città, dove tutto quanto ormai diventa emergenza, anche le cose più banali, ed ovviamente tutto questo non è frutto del caso, non è frutto di un destino cinico e baro o di congiunture astrali negative, tutto questo è il frutto di classi dirigenti che si sono succedute nel passato assolutamente inette, incapaci e inadeguate. Claudia Casa porterà con sé il circolo Rabat Legambiente. Claudia Casa porterà con sé le idee che maturano e che sono maturate in questi anni all'interno di Legambiente. Il sogno di Claudia Casa è quello di realizzare finalmente un Agrigento che sia sostenibile, quindi ci sarà sicuramente il mio portato politico e la cultura che Legambiente mi ha dato modo di sviluppare in tutti questi anni di esperienza all'interno dell'associazione.